Salve e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto a Marco Testoni, salve a tutti. Allora, oggi andiamo a parlare di un libro fresco appena pubblicato e appena presentato. Trattasi di Ennio Morricone, il genio, l'uomo, il padre di Marco Morricone, ovvero il figlio, e Valerio Cappelli. Innanzitutto dico due cose, l'ho letto in 2 giorni, Massimo, tanto per farti capire, nel senso che è un libro che va via così, fluido, una bellissima scrittura, veramente avvincente. Ovvio che uno dice, va bene, voi conoscete Ennio Morricone, siete onnivori di Ennio Morricone, quindi no, ma è scritto veramente bene, con grande pathos. Ovviamente è molto riconducibile all'aspetto umano di Morricone, un po' siamo abituati dopo aver visto Ennio di Tornatore, insomma, questo profilo così sfaccettato di uomo rigoroso e nello stesso tempo tenero, insomma è una figura comunque affascinante, non solo dal punto di vista artistico, musicale, ma anche dal punto di vista proprio della parabola umana di Ennio Morricone. Anche tu, visto che ce l'hai letto, che cosa te ne sembra? Sì, infatti si vede che ho preso annotazioni qui e là, poi anche perché poi assisterò a una presentazione milanese, quindi mi sto preparando. Ma devo dirti che dopo averne letti veramente tanti su Morricone, tra cui poi vabbè la biografia che noi ben conosciamo, Inseguendo quel suono, questo è un libro di cui alcune cose ero a conoscenza, altre le ho vissute in maniera diversa perché mi ha coinvolto, perché è molto intimo, è molto emotivo come libro. E infatti mi sono preso delle piccole annotazioni e questa è una frase che mi è piaciuta moltissimo. C'è questo racconto di questo fan greco, Costantinos, che è bellissimo perché è un fan in silenzio, nascosto nelle retrovie, che è l'atipico fan, perché di solito il fan, quello anzi oltranzista, esagerato, è molto ingombrante. Questo invece è stato sempre per tanti anni proprio devoto alla figura di Ennio Morricone, e qui viene citato nel libro perché mi cito questa parte che è bellissima. Costantinos aveva 50 anni, ascoltava le colonne sonore di mio padre con devozione, ma non aggiunse una parola di più, non mi disse se fosse sposato o quale lavoro facesse. Anche questo è uno dei tanti misteri che hanno avvolto la figura di mio padre. È vero, la sua musica, la musica di mio papà, è l'anima di chi l'ama e porta alla luce qualcosa che resta. E questo devo dire che secondo me è proprio il fulcro fondante di questo meraviglioso libro. E che proprio nell'ultima pagina del libro contiene un brano inedito di Morricone che si può scaricare col QR code ed è stato scritto da Morricone per Valerio Cappelli, il coautore del libro, per questa commedia che si chiama Ci sono giorni che non accadono mai. Peraltro Cappelli poi ne ha parlato durante la presentazione di questo brano, cioè ha parlato un po' della genesi di questo brano, che anche quello è molto divertente. Allora, noi stiamo per sentire alcuni contributi tratti appunto dalla presentazione romana dove io ero. E in questa presentazione c'era appunto Carlo Verdone, che ha raccontato un gustosissimo episodio inerente a quando lui ha conosciuto, grazie a Sergio Leone, Ennio Morricone. Ascoltatevelo perché non solo è aneddotico, ma è molto divertente. Poi ovviamente l'intervento di Marco Morricone, dell'altro autore Valerio Cappelli, e poi alcuni estratti dal libro che sono stati letti dalle figlie di Marco, nonché nipoti di Ennio, Valentina e Francesca Morricone. Quindi godetevi questi contributi e poi soprattutto compratevi il libro. Alla prossima! Io ricordo nel 79 quando terminai il copione di Un sacco bello che produsse Sergio Leone, mi lanciò, era il mio primo film. Lui una mattina mi disse: c'hai tutto? Che senso? Facciamo un po'. Allora, elettricisti sono 5, capo elettricista, eccetera, macchinisti sì. Chi hai preso come attrezzista? Ho preso questo.
Vabbè. Senti, aiuto regista, a posto, assistente, che c'è? Abbiamo fatto tutto una panoramica di tutta la troupe. A un certo punto mi fa le musiche, a me prese un attimo una sprovvista. Non è che io mi fossi dimenticato delle musiche, però stiamo contattando Ron, stiamo contattando con la casa discografica per quel pezzo di Jackson Brown, no, il musicista, quello che fa il tema, ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? E io ho detto, io non ho pensato che ci vuole il tema, E io dico, allora adesso si fa così, si lavano le pantofole, e se mi disse seguimi, uscimmo di casa, ma andavamo a piedi, stavamo all'Euro a via Birmania, c'erano la pille, ma andavamo a piedi dietro me. Dopo 5 minuti, a 10 minuti, arriviamo di fronte a una grande villa. Lui mi disse, andiamo da lui. Io non avevo ancora capito che si trattava di Ennio Morricone, non l'ho capito, ignoravo. Ma vedrai, che è su Sergio apre, Ennio apre, Sergio, ecco qua. Allora vado subito al Sodome, devi fare musiche subito così, io disse devi fare musiche per sto ragazzo qua, che ha il suo primo film. Ma non so, piacere Carlo Verdone, piacere Ennio Morricone. Allora Carlo, gli vuoi raccontare il film? Dico, gli devo raccontare tutto il film. E la Morricone fa, sì, vediamo se è nelle mie corde, se sono capace, ma come sei capace? Racconta io. Dico, Sergio, per raccontare bene il film ci vuole un'ora. E stiamo un'ora. Morricone fa, no, un'ora. Maestro, cerco di condensare tutto in 20 minuti. No, o io racconti a Sergio, maestro non c'è tempo da perdere. Allora, cominciate a parlare di un'estate solitaria di 3 personaggi. La prima cosa che chiese Morricone fu questa. C'è poesia? Sì, c'è molta poesia in questo film, anche se è molto dialogato. Leone mi disse, non gliel'hai raccontato bene. Sergio. Comunque, ti suggerirei, perché il personaggio che lui ha chiamato Leo, che ha il rapporto con la spagnola, il rapporto più poetico del film, ha bisogno di un tema delicato, dolce, un po' infantile, perché il personaggio è un bambino cresciuto in fretta, ma è rimasto bambino. Quindi mi piacerebbe se tu rifacessi una cosa tipo e Morricone a un certo punto si arrabbiò e fece, basta Sergio, ogni volta che vieni qua per una commedia mi chiedi sempre di fare la titina, e basta, ma non è la titina, è la titina questa, dai, e basta, per favore. Adesso datemi un copione, però non mi bastano le parole del signor Verdone, mi serve un copione. Ce l'avrai, tra una settimana diamo il copione a posto, rilegato e tutto. Lo lesse, gli piacque e lui cominciò a scrivere le musiche. Io quando uscì, mi ricordo da casa Morricone, ero al 7° cielo, perché dico, ma porca miseria, quel grande compositore di tutti quei film che io ho visto più di 4 volte, che fa un film con me. Quindi ringraziamo Dio di avermi dato Sergio Leone come produttore, perché soltanto con Sergio Leone potevo entrare in casa Morricone e farmi fare musiche da Ennio Morricone. Quindi per me fu un grande privilegio. E devo dire che poi quando il film fu terminato mi sono reso conto che effettivamente il tema, ma io ero uno che stava al primo film, quindi ancora non sapevo bene, cioè, il tema è essenziale, soprattutto se il film, pur essendo una commedia, ha delle parti poetiche che vanno sottolineate, o di solitudine, o di nostalgia, o struggenti, eccetera. Ennio mi ha esaltato quel film, mi ha dato quel tocco di poesia, di delicatezza, di dolcezza che ancora oggi lo fanno amare a tutti quanti.
Quel film è amato come non mai, insieme a Bianco non si perdona, ha sempre colto i momenti poetici, sempre con una delicatezza, una dolcezza, una classe, un'eleganza che è soltanto lui. Quindi, che devo dire? Devo dirgli grazie, ma anche a nome di tutto il cinema italiano, di tutti i miei colleghi che hanno avuto la fortuna di avere lui come compositore, perché lui un buon film lo faceva diventare un ottimo film. Lui in genere i film brutti aveva una certa sensibilità, non li faceva. Ogni tanto che erano dei film un po' medi, però anche i film medi riusciva in qualche modo a coinvolgerti, perché la sua musica è sempre stata una musica che partiva da una base, diciamo, razionale, e poi però sapeva svilupparla attraverso gli arrangiamenti in un modo tale, diventando quasi una musica totale che coinvolgeva enormemente il pubblico, lo coinvolgeva. Quindi in lui si parte sempre da un qualcosa di popolare, di tradizione popolare, che poi si sviluppa in qualcosa di molto colto e affascinante. Non ci vedevamo così spesso e lui un po' si lamentava e diceva tu non mi chiami più. I produttori avevano paura che chiedesse troppi soldi, ma dico, ma non è così, no, ma quello chissà quello che spara, ma no, perché fa film grandi, ma può fare anche, lui voleva fare un film piccolo, purché ci fosse poesia dentro, se non c'era la poesia non lo voleva fare, c'era ragione. E quindi, cari Marco e Valerio, complimenti, perché sarà un libro che sarà molto apprezzato. Io mi ricordo delle nostre conversazioni in cui stavamo minuti e io lo aspettavo che lui si decidesse a parlare. Era il silenzio, il silenzio è anche musica, il silenzio, le pause, la musica, il silenzio. Lui al silenzio ha dedicato un pezzo bellissimo, Voci dal silenzio, il ricordo delle torri gemelle, no? Che poi a un certo punto, dopo così questa eruzione di suoni, tutto evapora e lì si sprigiona la forza della musica nel silenzio. E forse ancora vorrei dire che il silenzio poi contiene tutti i grandi sentimenti della vita, cioè la passione, la gelosia, la vendetta, quindi l'importanza del silenzio in quest'uomo che per me è stato veramente una sorta di papà. Io sono abbastanza emozionato perché certe cose mi esplodono molto. Sentire la presenza di mio padre, di papà qua, è per me molto forte, perché lo sto vedendo su questo riquadro qui e casualmente è come se mi stesse scrutando ed è una sensazione anche bella, perché non era uno molto prodigo di complimenti, ma i suoi silenzi, quando stava zitto andava tutto bene. Quello che posso dire di lui, che dietro le sue durezze dovute al percorso, alla guerra, ma la guerra vissuta anche in un'età adolescenziale, e tante cose sono, dietro c'era una tenerezza infinita. Papà era una persona straordinariamente buona, molto metodico, al limite dell'esasperazione, ma capace di slanci silenziosi e non teatrali impressionanti. Ecco, io ricorderò questo di lui e lo ringrazio ancora per avermi insegnato che la vita non è facile, la vita è complicata
e lui in qualche maniera me l'ha trasmesso, anche se purgato, perché noi della mia generazione non ci possiamo neanche sognare quello che loro hanno, che i figli della guerra hanno subito. Vedere la morte da qui a 2 metri, io penso che sia un trauma che possa rimanere addosso alla pelle tutta la vita. Ecco, io ricorderò questo di papà, l'uomo piuttosto che il personaggio, più la persona, mi piaceva di più, era più intrigante, più affascinante, perché diceva niente. Nel 1965, Nuova Consonanza, Franco Evangelisti lo aveva invitato a entrare nel gruppo di Nuova Consonanza. Quell'esperienza collettiva non scalfì l'isolamento estetico in cui si era sempre volutamente confinato papà. Era sperimentazione pura, a opera di un gruppo di compositori bizzarri, per usare un eufemismo, che se ne infischiava di tutto e di tutti. Trasferirono la loro energia sull'originalità a ogni costo. Un pezzo era considerato di valore solo se impenetrabile, minore era il successo, maggiore soddisfazione ne traevano. Evangelisti scrisse una composizione dove, incrociate come in un cruciverba, erano incasellate le note musicali che apparivano perciò senza un ordine preciso. Severino Gazzelloni, su quelle pagine di cruciverba, improvvisava con il flauto l'esecuzione. D'altra parte, non era proprio la chiarezza la virtù a cui sembrava puntare Nuova Consonanza. Del gruppo facevano parte anche Gisto Macchi, Domenico Quaccero, Antonello Neri, Giancarlo Schiaffini, Giovanni Piazza, Mario Bertoncini, Walter Branchi, John Heinemann e mio padre. Andavano a fare concerti in posti sperduti, viaggiando sul furgoncino dove caricavano bagagli e strumenti. Un giorno chiesi il permesso di unirmi a loro. Roma-Vienna, a 50 all'ora. Eravamo stipati come in un treno merci, non c'era posto, io sedevo su un altoparlante. Partimmo l'avventura. Mi sembrava una gita goliardica tra una manciata di giovani adulti squattrinati. Per dormire ci fermammo in un motel Lagip vicino a Bolzano. In sala a Vienna si contavano 3 spettatori. Le litigate. Se la prese anche con Luciano Pavarotti. Papà era andato a sentire al Teatro dell'Opera di Roma, Tosca, la regia di Mauro Bolognini. Alla fine dello spettacolo, fuori dal camerino, Pavarotti gli chiese incautamente e senza troppa sensibilità: «Maestro, perché non fa degli arrangiamenti per me? Anche col fischio, se vuole». Capito? Agli occhi di Pavarotti mio padre era rimasto quello del fischio, di più per un pugno di dollari. Tutto ciò che aveva composto dopo per lui non contava nulla. Papà non la prese bene. Andrea Bocelli lo chiamò per una serata di beneficenza al suo Teatro del Silenzio, all'Aiatico. Era un concerto strumentale, ma Bocelli a un certo punto disse: «Caro Morricone, mentre lei dirige io vorrei cantare». Papà obiettò che non era previsto negli accordi. Bocelli rispose: «Allora dovrei essere ospite del mio ospite». Non si fece nulla, la serata saltò.